Oltre 90.000 euro spariti nella casa di un 81enne, accusati di furto, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, il badante, un 62enne di origini marocchine, e il figlio di quest'ultimo 26enne, che ogni tanto sostituiva il padre nel lavoro. I fatti sono avvenuti a Sernaglia della Battaglia nel 2021. I due indagati sono stati rinviati a giudizio. La vittima, che ora si trova in una casa di riposo, ha accusato il colpo dopo il furto. Si è visto portare via gran parte dei risparmi di una vita, soldi che teneva all'interno di una cassaforte nella sua abitazione. La vittima si fidava del badante che da mesi lo aiutava in casa, spiega il legale che difende l'anziano, e questo non riesce ad accettarlo. L'anziano si trova attualmente in casa di riposo, è affetto dal morbo di Parkinson e quindi non sta benissimo, però si rende conto di quello che è accaduto, era lucido, ovviamente ben lucido 2 anni fa, adesso un po' meno, però insomma, ogni volta chiede notizie di questo procedimento e quindi è abbastanza cosciente di quello che sta succedendo. Ad accorgersi della cassaforte vuota proprio l'anziano, che ogni tanto la apriva per prendere qualche contante. Presentata la denuncia ai carabinieri, immediatamente erano scattate le indagini. I sospetti si sono concentrati subito sul badante nordafricano e sul figlio, entrambi residenti a Treviso. All'interno dell'abitazione dei due, i militari dell'Arma hanno trovato circa 47.000 euro. Gli indagati si sono difesi sostenendo che quei soldi erano dei guadagni del loro lavoro. Per gli investigatori sarebbero state una parte della somma sottratta. Inoltre il sospetto è che con l'ingente somma rubata i due stranieri avessero acquistato un'attività di pizzeria da sport aperta, tra l'altro, pochi mesi dopo il furto a Treviso. Era denaro nostro, frutto di piccole attività legate a pubblici esercizi e ad una quota di una scuola in Marocco, avevano detto padre e figlio. Il prossimo 14 novembre, davanti al tribunale in composizione collegiale, ci sarà il processo.